Che Dio ci aiuti, verrebbe da dire, ascoltando Papa Francesco a proposito di migranti. Secondo Francesco, è Dio che chiede di poter sbarcare. Il pontefice lo ha detto ricordando il suo viaggio a Lampedusa, seguito alla immane tragedia dei morti in mare. È Dio, ha detto il pontefice, che bussa alla nostra porta affamato, chiedendo di essere assistito. Il monito del Papa arriva in un momento non certo felice per i siciliani, visto che l'inferno di cui parla il pontefice si è trasferito dalle nostre parti, come i fatti di Siculiana dimostrano. Certo non ci sono i lager libici, ma la situazione è esplosiva. E se dal Vaticano arriva forte l'invito del Papa all'accoglienza, da Agrigento giunge un altro monito, quello dell'arcivescovo Francesco Montenegro, che parla di accoglienza come valore sacro. Montenegro però va oltre e torna su una riflessione che aveva ribadito riguardo gli agrigentini e San Calogero. Noi agrigentini, ha detto Don Franco, ci teniamo stretto San Calogero, che è un santo nero, mentre gli altri neri vogliamo respingerli. Se davvero fossimo devoti di San Calogero, ha proseguito, dovremmo essere capaci anche di accogliere. Una bacchettata questa dell'arcivescovo che non tutti condividono, perché in fatto di accoglienza proprio gli agrigentini non si sono mai girati dall'altra parte, soltanto che ora il rischio va al di là del semplice fatto umanitario. L'arcivescovo di Agrigento trova tutti d'accordo, però, quando parla di presunti delinquenti tra chi arriva. Ed è questo, al di là dell'emergenza sanitaria, che giustamente preoccupa i cittadini, anche quelli che hanno fede.